L'Orchestra Scarlatti nasce nel 93 dopo la chiusura dell'Orchestra Scarlatti della RAI, di cui io facevo parte, unica orchestra sinfonica stabile a Napoli. C'è da ritenere che dal 93, da quando è stata chiusa l'Orchestra Scarlatti della RAI, non c'è più a Napoli un'orchestra sinfonica stabile come in tutte le città importanti italiane ed europee. Noi cerchiamo di portare avanti questa staffetta e speriamo di riuscirci. Abbiamo creato intorno alla nuova Orchestra Scarlatti, che è la Senior, se vogliamo essere ancora più precisi, nel 93 nasce una nuova Orchestra Scarlatti con dei giovani campani, napoletani, salernitani, eccetera. Ecco, quei giovani purtroppo non sono più giovani, sono dei grandi professionisti, sono degli adulti, quarantenni, cinquantenni, e in questo periodo non è avvenuto ciò che noi speravamo avvenisse, cioè il riconoscimento istituzionale dell'orchestra. Nel frattempo noi, passati gli anni, abbiamo creato intorno a noi un vivaio da 4-5 anni a questa parte e abbiamo un'orchestra junior formata da ragazzi tra gli 11 e i 20 anni e sono 146 giovani quest'anno. Poi c'è l'orchestra Young sono quei giovani che sono presenti qui stasera, che hanno un'età tra i 18 e i 28 anni, diciamo sono in età da lavoro. 4-5 anni fa, per volontà anche dell'allora rettore Gaetano Manfredi, rettore dell'Università di Napoli, si arrivò a una sorta di convenzione, un accordo di collaborazione sottoscritto dal nostro presidente e dall'allora rettore Manfredi per questa collaborazione. Non è più il rettore Manfredi adesso, il nuovo rettore ha voluto portare avanti questa collaborazione e noi ancora per anni collaboreremo con l'università per quelle attività musicali e culturali che girano intorno a un'università, come riteniamo ottimo esempio non solo per Napoli ma anche per l'Italia di cooperazione tra coloro che fanno alta cultura. Riteniamo per questo, ed è tutto basato su questo, che i giovani devono avere un riferimento sul posto che li possa portare a crescere culturalmente, nel nostro caso attraverso la musica, per dare un contributo alla propria società proprio attraverso la crescita culturale della sua popolazione. Noi siamo un esempio, un elemento di tutto ciò. In chiusura della Unimusic Festival terza edizione che stiamo realizzando quest'anno, in chiusura giorno 2 ottobre con l'Orchestra Senior, cioè la nuova Orchestra Scarlatti di circa 40-45 elementi, diretta da Beatrice Venezzi, con un programma veramente molto particolare, perché è un programma che si basa sui principi che Beatrice Venezzi, direttore d'orchestra, a noi molto legata perché è cresciuta un po' con noi, e sulle basi di un libro che ha scritto Beatrice, Le sorelle di Mozart, per parlare della musica scritta dalle compositrici nelle varie epoche. Ecco, noi prendendo spunto da quel libro suoneremo musiche di compositrici di tutti i tempi. Ci sarà una compositrice napoletana, ci sarà una compositrice giovane romana, ci sarà una compositrice europea dell'Ottocento e ci sarà una compositrice albanese. E questo comporrà il programma che chiude il terzo